È un continuo martellamento di messaggi, WhatsApp e Messenger e post su Facebook. Quando torneremo alla vita di prima? Cosa potremo fare? Non ce la faccio più a stare chiusa in casa, certo. È un tormento di domande che ascolto dagli altri e che rifaccio a me stessa. Siamo chiusi in casa, rifugiati nelle abitazioni. Mai avremmo pensato. Noi che viviamo il mondo in lungo e in largo, che viaggiamo per lavoro e per diletto, mai avremmo immaginato noi di dover prendere le distanze da tutto e da tutti. E invece siamo qui, bloccati da una pandemia che ci costringe all'isolamento. Sospesi nella solitudine del corpo e delle nostre case, nell'astensione dalla velocità degli accadimenti e dalla frenesia di un quotidiano che sfugge a se stesso. Così, sospesi, abbiamo l'occasione di riprenderci il tempo perduto. Quello delle giornate vissute troppo in fretta, dove spesso i gesti e i pensieri sono annullati dai programmi a tambur battente, dall'ansia di obiettivi da raggiungere, a volte senza sapere perché. Forse in questa astensione dal mondo fisico, dalle mani, dagli sguardi, dagli abbracci tangibili, forse solo ora, quando tutto ciò ci viene negato, ne percepiamo il valore e il sapore. Siamo chiusi in casa, forse per la prima volta così a lungo, tutti insieme, in famiglia, ad ogni pasto di ogni giorno, di ogni settimana. Viviamo un inaspettato ritorno al focolare domestico. Ci riappropriamo della cucina, intesa nell'accezione che aveva in un tempo ormai lontano, quando quest'unica stanza riscaldata di tutta l'abitazione ne rappresentava il centro e il cuore pulsante, tanto che il termine chiase, casa, indicava indifferentemente l'intero edificio o la sola cucina, sempre al pian terreno e aperta a tutti. Punto di incontro e di ritrovo della famiglia, luogo di convivio e dell'accoglienza, dell'ottimizzazione e del benestare, la cucina era il centro della casa, il regno della regina di cuori e di polso, quella figura femminile che manifestava l'amore accudendo gli altri e la casa, in un sottile equilibrio tra dedizione e privazione. Era il luogo del calore, del fuoco e degli affetti, e del gusto, del cibo pazientemente preparato, ma anche di ogni oggetto costruito per la sua precisa funzione d'uso. La cucina era la stanza in cui aleggiava la voce delle cose, perché ogni oggetto era fiero portatore di gesti, lavori, utilizzi. Sono forse nostalgica. E forse le cose del passato posso solo osservarle come antichi reperti nei musei etnografici. Ma la nostalgia è empatia con il vissuto degli altri, tra i quali ci sono anche i nostri nonni, bisnonni, prozii, e tutti gli avi che li hanno preceduti dal 1700 per arrivare alla prima metà del Novecento, coprendo un arco temporale che in Friuli abbraccia con la stessa intensità il valore del focolare domestico, pur con alcune varianti territoriali e temporali. Ascoltiamole allora le cose e i pensieri del passato, per vivere le cose e i pensieri contemporanei con la consapevolezza che il futuro si costruisce recuperando le radici del presente. Andiamo alle radici del quotidiano in cucina. Qui è rimasto tutto uguale. Per amore. Un amore che ci parla di calore e gusto. Calore e gusto che circondavano la tua famiglia in questa stanza ogni giorno, di ogni settimana,
per anni e intere generazioni. Oggi è il tuo compleanno, Filippo, e tuo padre mi ha detto di donarti un prezioso documento. Dice che non te ne ha mai parlato perché tu sei sempre indaffarato, ma che oggi dice è il momento giusto. È un quaderno che ha scritto il tuo bisnonno, Michele Gortani, che alla ricerca di manufatti ha affiancato memorie, riflessioni, nella speranza che giungessero ai suoi nipoti lungo le future generazioni. Te ne leggo un pezzetto, dai, almeno un pezzettino, perché inizia parlando di amore. Amor mi mosse che mi fa parlare. Questo è il titolo del suo scritto. Amore verso la mia terra e la sua gente, la sua vita, le sue tradizioni. Nel ricercare, dopo le devastazioni della guerra 1915-18, quali delle patrie memorie si potevano rintracciare, esultammo nello scoprire quali tesori rimanevano ancora a testimoniare il gusto e l'abilità tecnica degli artigiani carnici, anche nella realizzazione dei più umili arnesi della cucina. La nostra risale alla prima metà del Settecento. Proviene da una ricca abitazione di Paularo. L'ho acquistata e l'ho portata qui per dedicarla a tutte le donne della Carnia. Testimonia l'identità storica del nostro focolare, il Fogolar, che non era mai rialzato mezzo metro da terra, come nel resto del Friuli e come si riscontra oggi anche in Carnia nelle abitazioni ammodernate. Fissato nel suolo, il focolare è l'ombelico che permette alla casa di radicarsi nella terra, simboleggiando la permanenza degli affetti domestici e della prosperità. Ne avevamo cura attraverso i gesti ripetuti per custodire, circoscrivere, alimentare o smorzare l'elemento purificatore e distruttore per eccellenza, quel fuoco diventato dono di Prometeo, generatore di acculturazione per antonomasia, ciò che rende cotto il crudo, civile l'incivile, stanziale il nomade, mangiabile il cibo, malleabile il metallo. Sono pochi ormai i fogolar nelle abitazioni, però se ne trovano ancora alcuni nelle trattorie e nei ristoranti tipici del Friuli e in certi luoghi si chiamano chiavedal. Ti ricordi la trattoria al Chiavedal dove abbiamo portato i nostri amici di Lubiana? A dominare nella nostra cucina, continua tuo bisnonno, oltre alla maestosa cappa quadrangolare è il grande alare doppio, il chiavedal, attrezzo indispensabile per l'utilizzo del fuoco. Serve per reggere la legna e agevolarne la combustione, ma anche da appoggio al boccale di vino o alla ciotola del sale negli appositi cestelli. È l'oggetto in ferro battuto più caratteristico della Carnia e del Friuli, in cui appaiono più evidenti il talento e l'abilità dell'artigiano. È un privilegio appartenere a questa famiglia, dove unitamente al calore del focolare da sempre ho respirato il gusto di un'estetica che in cucina si riversa in oggetti finemente lavorati e decorati, dai bronzins, pesanti e panciuti paioli tripodati di bronzo, ai numerosi piatti di peltro, orgoglio di mia madre, perché in Carnia il peltro era più pregiato del rame. Ricordo ancora il suo carezzevole sguardo che assaporava la bellezza delle cose quotidiane. Il tuo bisnonno parla di calore e gusto. Beh, certo, il gusto per la bellezza, però il gusto è anche riconducibile al cibo e lui ci parla dalla cucina. Vediamo un po', va?
Ecco, vedi, non fa riferimento a pietanze particolari, ma scrive del sale e del sapore. Noi lo togliamo dalle diete, per loro era fondamentale. Ah, la scatola del sale. Mi è sempre piaciuta, con la corona di piccoli abeti stilizzati che simboleggia la valle di Ampezzo. Quante volte ho ascoltato la leggenda che affida a Gesù e San Pietro l'insegnamento dell'uso del sale in Carnia. Un giorno i due si fermano in un'osteria e chiedono da mangiare. L'oste porta loro la minestra. Gesù estrae un sacchettino, prende tra le dita un pizzico di polverina bianca e sotto gli occhi curiosi dell'uomo la sparge sui due piatti fumanti. Mangiano, pagano e se ne vanno. L'oste si avvicina, passa il dito sulle tracce di minestra rimaste nel piatto e l'assaggia. Tutta un'altra cosa. Rincorre i due viandanti e a forza di preghiere riesce a farsi dire il segreto e con quello a far fortuna. Questa leggenda, che da bambino pensavo che fosse una storia vera, è una densa allegoria fondata su un confine netto, un'alimentazione con il sale oppure senza sale, espresso attraverso una splendida metafora corporea centrata sulle papille gustative. Come meglio esprimere il senso di un prima e di un dopo radicalmente diversi? Indica un'opposizione temporale che si allarga fino a diventare etica tra bene e male. Ad essere senza sale è per definizione la cucina del diavolo, quella che streghe e stregoni gustano nei banchetti del sabba il giovedì notte. E per contro, il sale è uno degli elementi benedetti che servono a smascherare le streghe. Un pizzico di sale entra nel rito del battesimo e un pizzico di sale offerto con pane e vino è segno di ospitalità. Un pizzico di sale gettato dietro la schiena, senza guardare dove cade, ti libera dalla fattura. E un pizzico di sale sulla soglia o negli angoli della camera ti protegge per la notte dai malvenienti. Il sale è metafora del sapore esistenziale, che dalle papille gustative arriva all'olfatto, alla vista, al tatto e poi si appoggia sulla bellezza degli oggetti, attorno al focolare. Il fuoco e il sale evocano la relazione tra calore e gusto.